Il sindaco di Naro è presente a questa conferenza stampa del 74esimo Mandorlo in Fiore. Ci sarà un coinvolgimento anche del vostro comune? Sì, vorrei ricordare che la festa del Mandorlo in Fiore nasce a Naro, quindi noi abbiamo nel 1934 con il conte Vincenzo Gaetani e la principessa Naselli, che era la superiore delle suore, e sono quelli che hanno inventato la festa del Mandorlo in Fiore. Noi saremo presenti con delle attività collaterali in collaborazione, abbiamo già parlato con il dottore Parello, il 7 di marzo faremo la prima tappa di Naro Città del Dialogo, che sarà un insieme di iniziative, sarà una delle presenze delle 3 religioni monoteistiche che a Naro hanno avuto nel tempo la loro presenza. Mi riferisco all'Islam, mi riferisco agli ebrei, mi riferisco alla religione cattolica, perché Naro è stata una grande giudecca ebraica, è stata anche stata sotto la dominazione araba per 2 secoli e mezzo, e quindi Naro come città del dialogo, perché noi crediamo che la diversità sicuramente fa ricchezza, ieri come oggi e ritengo anche domani. Quindi quello che ha sempre caratterizzato Naro è la cultura dell'accoglienza. Dopodiché attorno a questo, attorno al Mandorlo, noi faremo anche una giornata che dedicherà al Mandorlo non soltanto il folklore, ma anche quello che è l'economia che c'è attorno al Mandorlo, e in quell'occasione avremo un narese, il dottore Luigi Polizzi, che a Roma ha una funzione importante all'interno del DOG, del Ministero dell'Agricoltura, dell'AIM in particolare, che patrocinerà che presiederà una conferenza, diciamo, a carattere economico su queste attività. E poi faremo la manifestazione vera e propria, che sarà il lunedì successivo alla domenica di Agrigento, con il tradizionale corteo della pace. Naro farà le proprie manifestazioni e, come ben sapete, il Mandorlo in Fiore nasce a Naro nel 1934 e da qualche decennio, un trentennio, è stato ripreso, inizialmente con un giorno soltanto folcloristico il lunedì dopo la manifestazione ad Agrigento. Ultimamente da qualche anno si fa in più giorni. Quest'anno avremo un ricco programma, perché avremo una giornata del giovedì, Naro Città del Dialogo, che vedrà coinvolte tutte le religioni che operano nel nostro territorio.